Bentrovati ancora una volta alle tre cose da fare per questa domenica e lunedì di Pasquetta. Per quanto riguarda i territori dell'antica contea di Gorizia, una di queste tre cose va fatta assolutamente prima della fine del mondo. Cominciamo con la nostra serie di eventi distesi, spalmati su 2 giorni. Sapete che alla domenica, in particolar modo Pasqua e Pasquetta, sono giornate per le persone adatte ad andare in giro, adatte ad andare a mangiare fuori, adatte ad andare a fare scampagnate e a fare anche visite in luoghi che di solito non si vedono. E quindi cominciamo con le tre cose da fare. La prima di queste cose che abbiamo nella nostra domenica, in questo caso domenica 31 marzo, come vedete dalla nostra scheda di Promoturismo FVG, gli alpini del gruppo ANA di Medea saranno presenti sul piazzale dell'Arapacis con lo storico chiosco pasquale per tutti i visitatori del colle e del monumento dalle 10 alle ore 20. Stiamo parlando appunto di domenica. Descrizione: tradizionale appuntamento con gli alpini di Medea presenti a Pasqua e Pasquetta con il loro stand. Il chiosco sarà allestito sul piazzale dell'Arapacis e rimarrà aperto dalle 10 alle 20, organizzato da ANA Gruppo di Medea e Comune di Medea. Questa è la prima cosa da fare. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare e siamo a Gorizia, è aperta anche di domenica, quindi presumo che alla domenica di Pasqua i musei provinciali di Palazzo Attems saranno aperti. Tra pittori del Settecento, tra Venezia e Impero, arte attraverso i territori del Friuli Venezia Giulia. Ripeto, noi abbiamo preso le notizie dal sito di Promoturismo e qua c'è scritto dunque Palazzo Atten Petzenstein, Piazza de Amicis 2 Gorizia, aperto fino a domenica 7 aprile, quindi la mostra curata da Liliana Carnelutti, Vania Gransenich e Alessandro Quinzi dimostra ampiamente che l'arte non conosce frontiere, semmai fa un limite amministrativo, geografico, politico di un luogo di incontro, di contaminazione, un palcoscenico su cui misurarsi alla conquista di nuovi mercati. La grande esposizione allestita su 2 sedi, Castello di Udine e Palazzo Atten Petzenstein, mette in luce l'osmosi tra le aree storicamente riconducibili alla zona che oggi è il Friuli Venezia Giulia, che fino al 1797, anno della caduta della Serenissima Repubblica di San Marco, fu terra contesa tra Venezia, che esprimeva il suo dominio sulla patria del Friuli, e l'impero asburgico che dominava il Goriziano Trieste e la contigua Slovenia. Visitabile negli orari di apertura al pubblico di Palazzo Atten Petzenstein da martedì a domenica dalle 10 alle 18, come vedete dal sito di Promoturismo FVG. Quindi presumo che anche questa Pasqua saranno aperti, organizzata dai civici musei di Udine e musei provinciali di Gorizia. Andiamo a vedere la terza cosa da fare ed è Monfalcone si racconta. L'ultimo giorno della mostra Monfalcone si racconta, in questo caso siamo a lunedì, siamo a Pasquetta. Monfalcone si racconta, Monfalcone nelle foto storiche di Albino Ogrisek, che dopo sarà Griselli. Si tratta del Palazzetto Veneto a Monfalcone, in piazza praticamente, Palazzetto Veneto, via Sant'Ambrogio 12 Monfalcone, e la descrizione: la mostra si compone di 47 foto originali del fotografo Albino Ogrisek, in seguito italianizzato in Albino Griselli, un importante fondo storico recentemente ritrovato presso la parrocchia di San Giuseppe a Largo Isonzo. L'esposizione del fondo fotografico vuole offrire alla comunità un'occasione per riconoscere e conoscere luoghi e vie della città modificati dai cambiamenti intervenuti sul territorio nel corso del primo Novecento. Promossa dal comune e in collaborazione col CCM e il Circolo San Giuseppe. Ed è tutto per oggi per quanto riguarda le nostre tre cose da fare che abbiamo spalmato su 2 giorni, su Pasqua e Pasquetta. Non abbiamo altro, vi ringraziamo di essere rimasti con noi, vi passate una buona Pasqua, andate dove vi piace, che è la cosa più bella. Andare nei luoghi in cui si sta bene è la cosa migliore per passare le feste. È tutto, dicevamo, per oggi. Se passate sulla nostra pagina Facebook, quella che vedete nello schermo, e ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia a sempre più persone. Quando comincerete a seguirla, quando sarete informati di tutte le cose che vengono fatte nei
nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche gli stessi territori di Go 2025. È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!